Salve a tutti carissimi, in questa serie di video voglio darvi ulteriori approfondimenti circa il grande avvertimento che precederà il grande miracolo annunciato dalla Madonna a Gabarandal. Lo ricordiamo, le apparizioni di Gabarandal si sono susseguite a partire dal 1961 fino al 1965, hanno interessato un piccolo paese della Spagna, appunto Gabarandal, hanno riguardato 4 bambine nell'età compresa a quei tempi tra gli 11 e i 12 anni. La Madonna ha dato tutta una serie di messaggi, la Chiesa si è riservata la facoltà di vagliare la soprannaturalità di quegli eventi e la validità e la veridicità, l'attendibilità di quei messaggi, e tuttora, dopo una prima dichiarazione che negava agli eventi il carattere soprannaturale, la Chiesa ha deciso di rivedere questo suo giudizio iniziale e di approfondire ulteriormente quegli eventi. I messaggi e le profezie sono stati considerati divulgabili perché non in contrasto con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Consideriamo adesso i dettagli del grande avvertimento, gli ulteriori approfondimenti e dettagli che le veggenti hanno dato circa questo grande avvertimento che dovrebbe precedere il grande miracolo negli ultimi tempi, in cui siamo già entrati proprio sulla base dei messaggi dati dalla Vergine Santa che indicavano l'avvento degli ultimi tempi, praticamente, che è stato identificato con l'inizio del pontificato di Papa Francesco. Rimandiamo per l'approfondimento circa la cronologia degli ultimi tempi fornita dai messaggi di Garabandal a un altro video che è presente su questo canale, in cui viene spiegato tutto nel dettaglio, e continuiamo a vedere quali sono state le dichiarazioni su questo grande avvertimento che dovrebbe precedere il grande miracolo. I due eventi sono tra loro connessi perché avverranno nello stesso anno, praticamente negli stessi tra 12 mesi che si pongono tra un avvenimento e l'altro. Si pongono, cioè ci saranno entrambi gli eventi, il grande miracolo e l'avvertimento, che potrebbe anche l'avvertimento precedere di pochi mesi il grande miracolo. Tutto accadrà nell'arco di 12 mesi, grande miracolo e avvertimento. Consideriamo le ulteriori dichiarazioni di Conchita e degli altri veggenti su questo grande avvertimento. Ecco, i veggenti ci hanno fornito altri dettagli. Quando hai saputo dell'avvertimento per la prima volta, e chi te l'ha detto? Ecco cosa risponde la veggente Conchita. La sola cosa che ricordo chiaramente è che fu la Madonna che me ne parlò. Ma cosa sai dell'avvertimento? Quello che adesso ricordo è che la Madonna mi disse che prima del miracolo Dio ci invierà un avvertimento per purificarci o prepararci a vedere il miracolo, affinché in questo modo possiamo ricevere la grazia sufficiente per cambiare la nostra vita, indirizzandola verso Dio. Mi disse ciò che sarà l'avvertimento, ma non la data. Non mi è permesso di dire che cosa sarà, ma sì, posso dire come avverrà più o meno. È un fenomeno che sarà visto e avvertito dappertutto nel mondo. Faccio un esempio, che deve rimanere tale e non essere interpretato in maniera letterale. Se due stelle dovessero scontrarsi, questo fenomeno non produrrà dei danni fisici, ma ci spaventerà, perché proprio in quel momento vedremo le nostre anime ed il danno che abbiamo fatto. Sarà come se fossimo in agonia, ma non moriremo a causa di ciò, sebbene sarà possibile morire dalla paura e dallo sgomento di vedere noi stessi
voglia perdonarmi la Vergine Santa se non ho saputo spiegarlo così com'è, ma sto cercando di dire, per quanto ne so, come sarà quel giorno, l'avvertimento. Ma hai visto o sentito dire qualcosa circa l'avvertimento? La Madonna mi ha detto che avverrà. Ma se l'avvertimento durerà solo alcuni minuti, lo ricorderà il mondo come una cosa che viene da Dio o semplicemente sembrerà un sogno o un'illusione? Mai ho detto che l'avvertimento durerà soltanto un istante. Quello che ho detto è che anche se fosse un momento, sarà molto impressionante e terribile. Nessuno avrà il benché minimo dubbio che viene da Dio, che non è qualche cosa di umano. Io che so che si tratta, temo molto quel giorno. Tanti anni fa ci dicesti che l'evento che accompagnerà l'avvertimento inizia con la lettera A. Siccome la Madonna non ti ha mai vietato di dirlo, potresti dirlo adesso. Non lo ha vietato, ma non so perché non l'ho detto e mi sembra che non debbo dirlo adesso. Una volta dicesti: "Quando si vedrà l'avvertimento si saprà che siamo giunti alla fine dei tempi." Ci puoi spiegare che cosa intendevi dire? La Madonna ci disse che l'avvertimento e il miracolo saranno gli ultimi richiami o eventi pubblici che Dio ci darà. Per questo credo che dopo saremo vicini alla fine dei tempi. Ma puoi dare qualche consiglio alla gente affinché si prepari a questo evento? Sempre dobbiamo essere pronti in modo da avere pace nell'anima e non ci attacchiamo tanto alle cose di questo mondo. Dobbiamo invece pensare molto spesso che stiamo qui per prepararci ad andare in cielo e diventare santi. Ma ci farà male o ci ferirà l'avvertimento? No, per me è come se due stelle si scontrassero facendo un enorme rumore, sprigionando una grande luce, ma senza cadere. Non saremo feriti fisicamente, ma lo vedremo e in quel momento vedremo la nostra coscienza, vedremo tutto il male delle nostre azioni e vedremo anche il bene che abbiamo tralasciato di fare. Ecco cosa ha dichiarato, sul grande avvertimento, da Mari Loli, un'altra veggente di Gabarandal. Hai detto che sai l'anno in cui avverrà l'avvertimento. Ci puoi dire se succederà nei prossimi anni o se è riservato per un futuro più lontano? No, non posso dire niente. Ma la Santissima Vergine ti ha vietato di parlare all'ora dell'avvertimento? No, ma siccome l'avvertimento e il miracolo accadranno nello stesso anno, e lo stesso anno significa un periodo di 12 mesi, credo nel mio interno che sia meglio non dire niente. Come sai che l'avvertimento e il miracolo avverranno nello stesso anno? Durante un'apparizione, non ricordo esattamente quando, la Vergine Santissima me lo disse. Hai detto un'altra volta che quando ci sarà il grande avvertimento tutto si fermerà, persino gli aerei che saranno in volo nell'aria, è vero? Sì, ma solo per pochi minuti. Vuol dire che tutto si fermerà ad un certo punto e che in quel momento si produrrà l'avvertimento, sì. Quando ti fu rivelato questo particolare, la Santissima Vergine me lo disse nel corso di un'apparizione. Tutte queste notizie le hai avute in una sola apparizione o la Madonna te ne parlò nel corso di diverse apparizioni? Me lo disse in una sola apparizione. Non ricordo adesso se mi parlò dell'avvertimento in altre apparizioni. Sai quanto durerà l'avvertimento? Alcuni minuti. Hai paura dell'avvertimento? Sì, come chiunque ho dei difetti e delle mancanze e l'avvertimento me li farà vedere, questo mi fa temere. Che altro puoi dirci sull'avvertimento? Tutto quello che posso dire è che il giorno è molto vicino e che è molto importante che ci prepariamo, che sarà qualcosa di terribile, ci farà essere coscienti di tutto il male che abbiamo fatto. Hai parlato qualche volta con Conchita delle date dell'avvertimento, dal momento che tu sai l'anno e del miracolo? E lei che cosa conosce? Mai ho parlato di Conchita di quelle date.
Hai qualche consiglio da dare alla gente affinché si preparino all'evento? Che facciamo molta penitenza, che offrano sacrifici, che vadano a visitare il Santissimo Sacramento tutti i giorni, se possono, che recitano il Santo Rosario ogni giorno. Ma dal momento che tu sei la persona che sa di più sull'avvertimento, ci vuoi dire se tutto questo evento accadrà prima del miracolo che è stato promesso? Tutti lo sperimenteranno dovunque si troveranno, a qualunque sia la loro condizione e la loro conoscenza di Dio. Sarà un'esperienza personale interiore. Sembrerà come se il mondo si fosse fermato, ma di questo nessuno sarà cosciente perché tutti saranno interamente assorti in loro stessi e vivendo ognuno la propria esperienza. Ma per quanto riguarda la natura dell'avvertimento, in che modo lo sentiremo? Sarà come un sentimento interno di pena e di dolore di aver offeso Dio. Dio ci aiuterà a vedere chiaramente il danno che gli abbiamo procurato e tutte le nostre cattive azioni. Ci aiuterà a sentire quel dolore interiore perché molte volte quando facciamo il male ci accontentiamo di chiedergli perdono solo con la bocca, ma adesso grazie all'avvertimento Dio ci aiuterà a sentire anche fisicamente quel profondo dolore. Ricordi quello che la Santissima Vergine ti disse circa la tribolazione dell'ateismo che avverrà prima dell'avvertimento? Sembrerà che gli atei si siano impadroniti del mondo intero e sarà molto difficile praticare la religione. Sarà molto difficile che i sacerdoti possano celebrare la messa o che il popolo possa aprire le porte delle chiese. E questo ciò che volevi dire quando hai affermato che la Chiesa sembrerà essere scomparsa in quei giorni? Sì, sarà motivo delle persecuzioni religiose e non al fatto che la gente lasci di praticare la religione. Sì, ma penso che molta gente lascerà di praticarla. Chi la praticherà dovrà farlo clandestinamente, ma ciò accadrà soltanto in Europa oppure anche negli altri continenti? Non lo so, perché quando mi fu detto l'Europa era per me il mondo intero, semplicemente pensai che doveva essere così. La Madonna non specificò il posto, a me sembrò che sarebbe stato dappertutto. A presente le ideologie atee occupano all'incirca il 67% del pianeta. Credi che sia sufficiente perché si avveri la profezia della Madonna? Ma sinceramente non lo so. La mia impressione fu che sarebbe stato più grave. Detto in altre parole, credi che la situazione diventerà peggiore dell'attuale? Così ho creduto, secondo le parole della Vergine, ma non so esattamente come sarà in realtà. A me sembrò piuttosto che dovevano essere tutti i paesi del mondo, i luoghi che vidi mentalmente. In molti paesi europei ancora si può praticare la religione. Allora la situazione mondiale non è ancora abbastanza cattiva perché succeda l'avvertimento. Non sta per succedere ancora, quindi è probabile che le cose peggiorino. Hai detto che per i sacerdoti sarà molto difficile poter dire messa, ma te lo disse la Santissima Vergine o hai pensato tu stessa a questo evento come una conseguenza dell'annunciata tribolazione dell'ateismo? Mm, Secondo quello che ricordo me lo disse la Madonna, ma sembrerà come se la Chiesa fosse scomparsa, sì. E disse la Santissima Vergine che il Santo Padre addirittura si vedrà costretto ad andare via da Roma quando arriverà l'avvertimento. No, ma così a me sembrò, forse in quel momento facevo nella mia mente confusione tra quello che io vedevo e quello che diceva la Santa Madre, perché sa, sono passati tanti anni che nemmeno il Papa avrebbe potuto stare a Roma apertamente, mi comprende? Anche lui sarà perseguitato e dovrà nascondersi come tutti gli altri. Hai detto che quando verrà l'avvertimento gli aerei si fermeranno per aria e tutti i motori si fermeranno. Ti disse questo la Santa Madre, disse che tutte le cose ovunque si fermeranno per un momento e che tutti avremo pensato e riflettuto dentro di noi, ma ci saranno dei rumori
che accompagneranno l'avvertimento, come sarebbe per esempio il rumore del vento. Nel modo come io lo vidi allora era piuttosto come un profondo silenzio, come un senso di vuoto. Tutto risultava immerso nel silenzio. È così come io lo vidi. E tu hai detto che l'avvertimento arriverà presto. Oggi cosa diresti? Il tempo sta passando molto in fretta. Tu sola sei la persona che conosce l'anno dell'avvertimento. Lo hai detto qualche volta a qualcuno, per esempio a qualche sacerdote? No. Il mondo sarà in guerra quando arriverà l'avvertimento? A questa domanda preferisco non rispondere. Ecco quanto detto da Giacinta ehm, riguardo al grande avvertimento. Ti ha parlato la Madonna qualche volta dell'avvertimento? Oh sì, me ne parlò, ma non mi disse mai in quale anno sarà. Cosa puoi dirci? Come sarà l'avvertimento? Si vedrà prima nell'aria in tutto il mondo e subito dopo si trasmetterà all'interno delle nostre anime. Durerà un tempo molto breve, ma ci sembrerà molto lungo, a motivo di quello che produrrà dentro di noi. Sarà per il bene delle nostre anime, affinché possiamo vedere dentro di noi stessi, nella nostra coscienza, il bene e il male che abbiamo fatto. Sentiremo un grande amore verso nostro Padre e nostra Madre del cielo e domanderemo perdono di tutte le offese. Ogni persona sperimenterà l'avvertimento indipendentemente dal suo credo religioso. L'avvertimento sarà per tutto il mondo perché Dio desidera la nostra salvezza. Il suo scopo è farci avvicinare di più a Lui ed avere più fede. Perciò dobbiamo tenerci pronti per quel giorno, ma non si tratta di attenderlo con timore perché Dio non invia le cose per provocare terrore, ma lo fa con giustizia e amore per il bene di tutti i suoi figli, affinché raggiungano la gioia eterna e non siano dannati. Ricordi qualcosa su una grande tribolazione, il trionfo dell'ateismo? Sì, c'era un'invasione, insomma, qualche cosa che mi sembrava come una sorta di invasione, qualcosa di molto brutto nella quale l'ateismo aveva un ruolo molto importante, ma non ricordo quali nazioni o regioni si vedevano coinvolte. La Vergine Santissima ci disse con insistenza di pregare. Questi gravi fatti avranno luogo prima dell'avvertimento, che accadrà quando la situazione sarà nel momento peggiore. Nel 1979, in un'intervista, parlando tu della tribolazione dovuta al trionfo dell'ateismo, dicevi: mi pareva come un'invasione, ma hai visto scene di quell'invasione? Delle volte faccio confusione tra invasione e persecuzione. Dicesti anche che quando tutto sarà nel momento peggiore accadrà l'avvertimento. Come lo sai? Te lo aveva detto la Madonna o lo avevi visto in una visione? La Madonna disse che l'avvertimento avverrà quando la situazione raggiungerà il momento peggiore e neppure si tratterà soltanto della persecuzione, perché molti avranno già lasciato di praticare la religione. Quando arriverà l'avvertimento lo sentiranno o lo vedranno tutte le persone nel mondo intero, persino i bambini piccoli che non hanno ancora uso della ragione. Sì, per questo provammo tanta pena per loro, perché sarà un'esperienza terrificante. Puoi dirci qualcosa sulla situazione mondiale quando arriverà l'avvertimento? Sarà cattiva e nel giro di 12 mesi avverrà poi il grande miracolo.